Poi oggi vi annuncio, a sorpresa, un'ordinanza. Dati alla mano, il presidente Zaia oggi ha deciso di applicare una nuova ordinanza attiva dalle ore 15, basandosi sul trend positivo degli ultimi 11 giorni, con 400 ricoveri in meno e 115 terapie intensive in meno. Il trend c'è, la tendenza c'è, merito sicuramente importante del rispetto delle restrizioni, ma penso che sia anche doveroso da parte nostra, da parte mia in particolare che firmo, prendere atto del fatto che la tendenza c'è. E alla luce di questi dati, prima considerazione è che si possono attivare ancora, come si vuole, degli allentamenti, per quanto possibile, per quanto concessi dalla legge. Vi ricordo che le aziende non le apriamo, le chiudiamo noi. Con questa ordinanza Zaia dà il via libera in primis al takeaway. Tutto l'asporto, il take away funziona, non devi consumare lì, quindi vai in gelateria dove non puoi prenotare il cono di gelato, vai a prendertelo e non stai lì a leccartelo davanti al banco della gelateria o a mangiare la coppetta davanti alla gelateria e vai a casa o vai da un'altra parte. Però questo significa che tutto quello che è take away, compreso il car delivery, quindi anche per capirci la consegna, so che ci sono molte attività che consegnano addirittura in auto eccetera, è a nostro avviso, a mio avviso, visto che la firmo io, da concedere. Il tutto da svolgersi in totale sicurezza con opportune distanze e mascherine. I negozi di abbigliamento per bambini, cartolerie e librerie precedentemente aperti 2 giorni alla settimana potranno ora seguire il normale orario di apertura. Consentiti inoltre i lavori edilizi e sulle opere pubbliche per categoria, non più per codice Ateco. Un altro allentamento riguarda l'accesso ai cimiteri. Vorrei dirvi, i cimiteri non sono mai stati chiusi, mai. Sono chiusi in virtù di ordinanze comunali. Questa è una sorta di moral suasion. L'ho voluto mettere in ordinanza, mi rendo conto che la competenza è del sindaco se decide di chiudere e non nulla da dire. Però abbiamo un sacco di persone, e guardate, che ci chiamano, persone che hanno perso il marito, la moglie, il bambino, figli piccoli, e che giustamente non ce la fanno a stare a casa neanche un giorno senza andare a far visita ai propri figli, ai propri coniugi, ai parenti, ai genitori. Quindi penso, e qui faccio un appello anche ai sindaci, mettiamoci tutti una mano sulla coscienza. Saranno aperte poi le fiorerie e da stabilire la vendita di piantine nei mercati. Concessa la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo anche all'interno di orti urbani e comunali, sempre nel rispetto delle disposizioni di protezione. Confermata invece la chiusura domenicale dei supermercati.